Un saluto al presidente Zanini e a Verona Network per l'ospitalità e a tutti voi lì presenti. Il tema della transizione energetica è un tema straordinariamente importante. La Regione Veneto su questo sta lavorando davvero tantissimo perché l'obiettivo è quello di essere sempre meno dipendenti dal mondo per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico. Non possiamo sfruttare l'idroelettrico perché l'abbiamo sfruttato tutto. Non è possibile sfruttare l'eolico perché evidentemente insistiamo in un bacino aerografico chiuso senza ventilazione. E allora dobbiamo puntare su ciò che è possibile ed è il sole e l'idrogeno. Sul fotovoltaico stiamo lavorando davvero tanto, abbiamo approvato una norma regionale per appunto regolarizzare e regolamentare tutto il tema degli impianti sul fotovoltaico, e per quanto riguarda l'idrogeno abbiamo fortemente voluto la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, che ha come epicentro, come fulcro proprio l'idrogeno, sia nella ricerca che nella produzione ed evidentemente nel consumo. L'altro tema su cui noi stiamo lavorando tantissimo è quello delle comunità energetiche. Siamo in attesa dal governo che ci sia la firma dei decreti attuativi, perché noi abbiamo pronti delle risorse importanti per fare poi i bandi per costituire queste comunità energetiche, e poi il biogas etico. Da sempre io faccio questa battaglia perché si produca energia usando il biogas, però senza l'uso di cibo sano, così come è avvenuto, ahimè, e come sta avvenendo ancora. Si usa il mais come additivo alle deiezioni animali per fare energia. Ecco, io credo che in un mondo dove 1 miliardo di persone soffrono la fame, usare cibo sano sia quanto di più lontano da una concezione etica del mondo. Ecco, noi stiamo lavorando su questo. Conto di portare il nuovo piano energetico, che è lo strumento programmatorio, entro la fine dell'anno in giunta, proprio perché vogliamo continuare ad essere performanti. Ricordo che la Comunità Europea aveva dato al Veneto un obiettivo di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili del 10%, noi siamo arrivati al 2020 al 17%, quasi il doppio. Ecco, questa è la strada su cui noi abbiamo deciso di continuare a investire.